Economai FVG, ben ritrovati gentili telespettatori, grazie ovviamente per essere sempre in nostra compagnia. Una puntata un po' particolare, economia sì, ma con un occhio puntato al turismo, ai viaggi, alle mete magari proibite. E verrebbe da dire, finché ci sono soldi, spendiamoli anche un po' per incentivare il turismo che reduce da 2 anni di agonia a causa soprattutto della pandemia da Covid-19. Finalmente si parte perché ormai agosto è arrivato, soprattutto il periodo più gettonato, ovvero il Ferragosto, è alle porte. Per questo io ho voluto chiamare due ospiti sicuramente che avranno molto di che raccontare. Davide Sartelli, lui è direttore di esercizio di Autovie Venete. Grazie ovviamente, Buonasera. direttore, per essere in nostra compagnia. Ne parleremo abbondantemente, visto anche l'esodo, controesodo, giornata a bollino rosso, nero, grigio, abbiamo tutti i colori ormai, no? Siamo anche reduci poi dai bollini della pandemia da Covid. E ringrazio e saluto anche Federica Di Minin, lei è agente di viaggio dell'agenzia Turismo 85 di San Daniele del Friuli. Grazie Federica per essere nuovamente con noi. Grazie a voi. Dunque, dopo questo intro viene quasi la voglia di capire i friulani come attraverseranno questo periodo, soprattutto le mete gettonate, resteranno in regione o si sposteranno verso l'estero, verso le regioni contermini. Lo scopriamo nel servizio curato da Alexis Sabot. Le vacanze dei friulani, tu sei già stata in vacanza dove? Sì, sono una studentessa, ho appena finito la maturità, quindi sono andata in vacanza di maturità a Barcellona con le mie amiche. In che periodo? Sono appena tornata in realtà, sono tornata una settimana fa. Sono andata per 5 giorni, è stato divertente, molto divertente. Era la vacanza che volevi? Sì, decisamente. Era quella che mi serviva proprio per scaricare tutto lo stress della maturità. Ed ora si ritorna a studiare, devi lavorare? Penso che lavorerò per un mesetto prima di partire per l'università, giusto per metter via qualche soldo così. Tu invece le vacanze ancora non le hai fatte? No, le ho fatte, ho fatto anche la maturità un mesetto fa, poi sono andata tra l'altro con lei in Trentino una settimana, sono andata a Lignano un po' con gli amici, adesso vado in Grecia 2 settimane con la famiglia. Perché la Grecia? È una vostra tappa solita di famiglia o avete scelto? Sì, abbiamo fatto molte isole della Grecia, abbiamo percorso molte isole della Grecia, adesso sempre nuove però, torniamo dopo un po' di tempo dopo il Covid. Abbiamo deciso di tornare tutti insieme, sì. Le vacanze già fatte, le farete? Già fatte, le abbiamo fatte quest'estate a Lignano, a giugno siamo andati. Scelto giugno perché costa meno, che per quanto tempo? Allora, siamo andati una settimana e abbiamo la casa là, quindi era più semplice, ma anche perché c'era molto meno gente, perché sennò a luglio è un pochino invivibile. C'è troppa gente, poi i prezzi sono alti, è tutto diverso. È meglio stare, insomma, nella bassa stagione, si sta meglio. Senti, appunto i prezzi vi hanno un po' condizionato queste vacanze? Assolutamente, quest'anno tra gli aumenti delle bollette, l'aumento del costo della vita, andare in ferie non è semplice purtroppo, una volta era più semplice. Ma una volta era più semplice, ma che vacanza avresti sognato? Togliendo il Covid, togliendo tutti i costi, eccetera, dove saresti andata? Sarei andata in Puglia una settimana, sì. In Italia? Sì, in Italia assolutamente. Noi abbiamo i posti migliori da vedere, per cui è meglio intanto scopriamo l'Italia, poi dopo in caso ci dedichiamo all'estero. Quindi il prossimo anno potresti pensare alla Puglia? Sì, assolutamente, il prossimo anno se ce la faccio vado in Puglia. Tu sei d'accordo? D'accordissimo, mi associo. Puglia o all'estero? Puglia o anche all'estero, però bisogna sempre in relazione ai costi. L'Italia conviene di più, ci sono tanti bei posti anche all'estero, ma diamo la priorità all'Italia. Andate in vacanza o no? Mettetevi d'accordo. No, non andiamo in vacanza, ci prenderemo 2 giorni solamente di montagna, però la vacanza classica non la facciamo. Perché costa troppo, dovete risparmiare? No, perché abbiamo altre, diciamo così, priorità e quindi per quest'anno la va così, ma non ci dispiace. Siamo già in vacanza sempre perché siamo in pensione, per cui va bene. Questo è vero. Però la vacanza perfetta del cuore, in montagna o al mare? In montagna. In Friuli o fuori? Anche in Friuli, perché no? Anche in Friuli mi piace molto anche l'Alto Adige, devo dire la verità, però il Friuli offre delle ottime opportunità e comunque sia
è una bellissima regione, noi la amiamo da morire, sì, sicuramente. Sì, perché si può andare al mare e in montagna anche in giornata, per cui diciamo offre veramente molti spunti, ma anche la collina, senza nulla togliere alla collina. Tu sei pronto per le vacanze? Prontissimo, beh, ormai è agosto, fa caldo, però chiaramente in Friuli abbiamo tantissime opportunità. Lignano la principale, Grado, e poi tutta Italia, principalmente Lignano. Queste erano un po' le Vox Populi raccolte dalla nostra Alexis Sabot. Ha sentito, no, direttore? Tanti preferiscono muoversi, andare oltre confine e oltre regione, ma tanti anche continuano comunque a preferire il Friuli Venezia Giulia. Com'è stato il primo weekend sulle nostre autostrade, soprattutto quelle gestite da Autovie Venete? Sono state confermate le previsioni di bollino nero. Il traffico è molto intenso, quindi è evidente che il turismo sta funzionando, ma è una tendenza già che parte da giugno. Abbiamo delle percentuali in aumento soprattutto verso le nostre riviere. Verso Trieste è un po' ritardato, ma adesso è iniziato il traffico anche verso la Croazia. Slovenia e Croazia, no? Certo. Le due località. Ma cito un casello per tutti, la Tisana in questo momento ha un più 20%, quindi insomma la scelta delle nostre riviere è evidente e notiamo molte targhe straniere che da un paio d'anni non vedevamo più. Per esempio di quali paesi? Ma sicuramente tedeschi, austriaci, verso l'Isert anche molte targhe olandesi, francesi, spagnole, ma noi Io ho visto anche danesi e norvegesi, è mai vista in circolazione. Sì. E quindi si sta notando questa diversità. E in più notiamo anche di domenica quelle che sono proprio i friulani, ecco, la tratta, non so, Udine-La Tisana, ecco, e quindi direi che c'è veramente una tendenza di traffico turistico in aumento, sicuramente a livelli della pre-pandemia e anche un po' di più. Ecco, qualche numero, Svisceriano, lei ha detto un più 20%, ma qualche numero tangibile che arriva soprattutto dai caselli del mare, perché sì. Veneto e Friuli Venezia Giulia, c'è chi esce alla Tisana sarà diretto a Bibbione o Lignano, chi magari esce a San Donà sarà diretto verso Jesolo, Cavallino Treporti o altro, ecco qualche numero, perché il conteggio dei passaggi al casello sono importanti, certo, che delineano una situazione effettivamente di benessere anche, di prosperità. Faccio un esempio, in un'uscita solo di sabato, nell'arco delle 24 ore al casello di Lisert escono circa 25.000 veicoli, quindi calcoliamo che addirittura altrettanti in entrata, perché poi dopo quando c'è un esodo c'è anche chi ritorna il controesodo, sì, dalle vacanze, che è partito la settimana prima, quindi in un casello come Trieste transitano circa 50.000 veicoli e per esempio la Tisana come traffico si avvicina, ecco, sono circa 20.000 veicoli in uscita e più ci sono anche altri caselli che magari uno non pensa, ma tipo il casello di Villesse aumenta il traffico in maniera esponenziale perché è un percorso alternativo per andare in Croazia. Cioè chi va verso la Croazia quando sa che c'è coda al casello di Trieste esce al casello di Villesse, diciamo che una volta lo facevamo noi, lo obbligavamo proprio fisicamente con delle safety car, oggi invece la gente, chi viaggia lo fa autonomamente, grazie agli strumenti che ci sono, si capisce che c'è un viaggio anche più consapevole nell'informazione, quindi quelli che una volta erano caselli che non avevano traffico, in realtà hanno traffico alle uscite un po' di tutti i caselli, perché chi arriva verso le zone di mare sa che troverà il traffico autonomamente, magari esce al casello precedente. Ecco, è importante essere informati quando si viaggia e scegliere delle alternative d'uscita. Direttore, agosto è appena cominciato, abbiamo ancora tutto il mese davanti. Cosa prevedete per i prossimi fine settimana? Beh, noi ci aspettiamo innanzitutto questo fine settimana una replica, ecco, bollino nero. E come weekend dobbiamo considerare che il traffico inizierà già di venerdì. Più il sabato sarà naturalmente la giornata di traffico maggiore, quindi noi ci aspettiamo una coda
che al casello di Lisert, al casello di Latisana, nei caselli del mare, quindi anche San Donà, San Stino, e poi bisogna anche aspettarci una coda nel tratto delle due corsie, quindi sul tratto diciamo San Donà, Portogruaro ci saranno dei rallentamenti. Poi dopo c'è questa situazione che per fortuna è nuova, con questo rispetto ai periodi del 2019 ma anche all'anno scorso, dove abbiamo aperto le tratte della terza corsia, ecco, là invece il traffico si sfoga e scorre di più. Federica, lei nella sua agenzia che cosa vede? Ha sentito nel servizio della collega Alexis Sabot, soprattutto giovani ma anche meno giovani, dire le nostre mete preferite sono fuori dal Friuli, ma c'è chi invece è radicato al proprio territorio e preferisce banalmente Lignano. Voi che cosa state vedendo in questi periodi? Noi stiamo vendendo, ma abbiamo venduto sicuramente tutte le mete ovviamente raggiungibili, per cui parlo del medio raggio, quindi il Mediterraneo che va dalla nostra splendida Italia, ma anche Grecia, Baleari, qualcuno anche le Canarie, ma tantissime crociere, tanto lungoraggio che in 2 anni ovviamente era stato fermo, per cui le prime prenotazioni che abbiamo fatto in realtà si sono sviluppate verso gli Stati Uniti, verso i Caraibi, oppure verso l'Oceano Indiano, tutto quello che non era stato toccato nel periodo del post-lockdown, per cui noi abbiamo toccato un po' tutte le mete, dall'Australia, Sudafrica, alla Namibia, Botswana, tutte destinazioni che fortunatamente o per viaggi di nozze oppure per clienti che appunto in questi 2 anni non hanno potuto viaggiare si sono ovviamente diretti verso destinazioni che fino a qualche anno, per questi 2 anni, erano rimaste bloccate. Ecco, parlavamo dietro le quinte prima e Federica mi diceva ho cominciato già a vendere pacchetti per la fine dell'anno, per Capodanno, per Natale, cioè sembra veramente essere tornati ai livelli pre-pandemia. Infatti adesso diciamo per noi il grosso è già passato, perché chiaramente ora l'agosto è inoltrato, a meno che non si tratti di persone che arrivano in agenzia con le idee anche poco chiare, quindi persone che vogliono partire a tutti i costi fra 3-4 giorni o per il Ferragosto, che non sanno dove andare, hanno magari dei budget limitati e sono anche fermi al vecchio last minute, che in realtà il last minute per noi in questi ultimi anni esiste poco, perché andiamo a premiare chi prenota prima e quindi esistono le varie campagne di incentivazione alle partenze e non esistono più i last minute fondamentalmente. Ci fermiamo per qualche istante, break pubblicitario e poi torniamo nuovamente in studio per Economai Friuli Venezia Giulia con i 2 ospiti Davide Sartelli e Federica Di Minin. A tra pochissimo. Rientrati quindi per parlare di turismo non soltanto in Friuli Venezia Giulia ma anche a livello nazionale ed internazionale. Ma la Valle Resia, l'avete sentito parlare abbondantemente nei giorni scorsi a causa dei roghi che hanno purtroppo devastato una porzione importante della nostra regione, dei boschi. Ecco, tranne l'isolamento delle settimane scorse è invasa dai turisti. La sentieristica e i siti della Grande Guerra sono 2 grandi attrazioni. Allora Davide Paroni si è recato in quei posti per noi, sentiamo il reportage. Siamo nel cuore della Varresia a Lischiaz, sono con il sindaco di Resia, Anna Micelli. La Varresia è molto grande, sono 119 km quadrati e oggi un pezzo della Varresia, in particolare Lischiaz e Sella Carnizza, quindi il pezzo che ci porta verso il confine di Stato con la Slovenia. È un angolo magico è il cuore del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, in particolare l'allestimento della Grande Guerra, perché questi sono luoghi che hanno vissuto proprio le pagine della storia, e anche la località di Sella Carnizza con i nostri ragazzi che suoneranno il violino e il violoncello, la zitara e la buncula. Ecco, e poi ovviamente molti riferimenti a questi luoghi che sono luoghi della Grande Guerra. Luoghi della Grande Guerra, qui la Prima Guerra Mondiale ha avuto, non voglio esagerare, però la Varresia ha giocato un ruolo determinante nelle sorti della disfatta di Caporetto ed è molto ben raccontato questo nel libro La battaglia dimenticata della Varresia di Marco Pascoli, il direttore del Museo della Grande Guerra di Ragogna, ed è molto bello anche pensare a distanza di tanti anni ricostruire i passaggi che hanno determinato
la storia della nostra nazione e di conseguenza anche la storia delle persone che ne fanno parte, in questo caso gli abitanti della Varresia. Un modo come tanti altri per rimanere nella nostra regione e scoprire delle bellezze magari mai viste prima, la Val Resia. Poi parleremo anche di mare, non soltanto di montagna. Le raccomandazioni, caro direttore, hanno evitato code e problemi in autostrada, le partenze intelligenti, magari prediligere degli orari, no, magari non di punta, è usuale ancora partire la notte se si ha dei bambini piccoli. Ecco, un po' le tendenze degli italiani, dei friulani e dei veneti, che cosa sta notando? Ma sì, noi notiamo che c'è un modo di viaggiare più consapevole, notiamo che la gente si informa sempre di più e si informa anche durante il viaggio e probabilmente anche le raccomandazioni sulla sicurezza. Qui ci tengo ad aprire una parentesi, noi faccio l'ultimo weekend di esodo da Bollino Nero, ci sono stati 3 incidenti. Cito solo 3 incidenti, perché in una giornata come questa gli incidenti generalmente sono molti di più, magari piccoli incidenti, però sono dovuti proprio a distrazione. Allora noi lo diciamo sempre, in queste giornate bisogna mantenere le distanze di sicurezza, succedono dei veri e propri stop and go in autostrada, dei rallentamenti improvvisi, ecco, l'attenzione deve essere sempre molto, molto viva. In più ci teniamo a dire di rispettare i limiti di velocità sempre. Ricordo che nel tratto soprattutto dei cantieri da terza corsia per i veicoli leggeri il limite è di 80 all'ora e poi bisogna dire sempre molta attenzione al non uso del cellulare, c'è il divieto dell'uso dello smartphone. Ecco, stiamo parlando di turismo, devono essere delle giornate, anche un viaggio rilassante, bisogna viverlo con una filosofia diversa, si va in vacanza, parlare di cellulare alla guida forse non dovrebbe essere un argomento di sicurezza stradale, invece è diventato il problema più grave di chi guida. Ecco, quindi questo ci tengo a dirlo sempre perché è diventato un problema serio. Per il resto invece devo dire che le raccomandazioni vengono diciamo seguite, si vedono partenze intelligenti, diluito di più il viaggio, anche delle partenze, c'è tanto traffico anche notturno, per cui c'è gente che sceglie queste ore anche quando magari il traffico è più fluido. Certo, bisogna essere consapevoli che di notte si è in grado di guidare, non è per tutti, ecco, quindi insomma non bisogna... un po' di sonno, no? Non si è abituato al buio. Infatti non bisogna sforzarsi a questo, ecco, e poi sapere che in queste giornate il viaggio dura un po' di più. Certo. Ed è forte la collaborazione, per fortuna, che c'è con la polizia stradale. Oltre alla distrazione da cellulare, quali distrazioni la polizia stradale vi comunica maggiormente in base anche ai verbali che poi somministra ai cittadini? Cinture, immagino, mancanza di... La polizia stradale fa un lavoro importantissimo, è legata con noi da una vera e propria convenzione, quindi mi piace dire che siamo cugini, no? In strada lavoriamo assieme e fanno grande lavoro di prevenzione, oltre che pattugliamenti continui. Ogni tanto sento dire non li vedo, non è vero, a volte pattugliano, ma in una giornata in autostrada ci sono dalle 5 alle 6 pattuglie contemporanee lungo le nostre tratte, ecco, quindi insomma sono numeri importanti, ma per dire hanno fatto anche ultimamente delle campagne di prevenzione anche sull'uso delle sostanze stupefacenti e anche per chi guida sotto gli effetti dell'alcol, ecco, quindi bisogna sapere che quando si guida bisogna essere in forma, prudenti, ma sapere anche che c'è chi controlla. Ed è molto importante. E Autovie Veneto, so perfettamente, e ringrazio anche il collega Davide Vicedomini che ci dà degli spunti sempre per arrivare puntuali sulla notizia, punta molto sulla tecnologia.
avete anche promosso un video che sta girando nei canali social, insomma fate molta pubblicità intelligente per raggiungere la maggior fetta della popolazione, soprattutto i giovani che hanno bisogno anche di essere instradati. Poi magari chiedo alla regia se mi fa anche scorrere il video ecopromozionale. In che modo però la tecnologia, caro direttore di Autovie, può aiutare gli automobilisti alla guida? Banalmente, non soltanto il navigatore satellitare che ci indica la direzione di marcia, ma effettivamente so che avete degli strumenti all'avanguardia e sofisticati proprio per aiutare l'automobilista lungo la tratta di viaggio. Certo, innanzitutto tutto è, diciamo, guidato e regolato da una centrale operativa che ha l'autostrada, dove ci sono degli operatori 24 ore al giorno presenti che gestiscono tutti gli eventi. Ci sono i pannelli a messaggio variabile, ne abbiamo più di 100 lungo la rete anche prima di entrare, dove io richiamo sempre all'attenzione, perché lì c'è la notizia, diciamo, più fresca, l'ultima notizia che c'è. In più noi questa notizia è legata anche ai sistemi che mettiamo a disposizione, la nostra app Info Viaggiando, il numero verde, siamo collegati a tutti i social, per cui ci sono tutti i metodi che uno può utilizzare per essere informato in tempo reale, cioè le notizie che abbiamo noi che gestiamo un'autostrada sono messe a disposizione nella stessa tempistica anche ai clienti che viaggiano in autostrada. Ecco, dovrebbe essere questo il video, no? Che sta con attenzione, senza distrarti, poi magari lo vedremo nella sua parte integrale. Prego, prego direttore. E poi abbiamo anche più di 200 telecamere lungo la rete che ci permettono anche di intervenire velocemente, perché gli eventi li vediamo il più delle volte, quindi possiamo intervenire velocemente. Però è evidente che la tecnologia da sola, se non ci fossero le persone dietro, non potrebbe far da sola. Ecco, io cito anche una giornata come quella di un sabato di Esodo, noi mettiamo in campo una squadra di 200 persone. Di mestieri diversi, fra l'altro, proprio perché c'è la tecnologia, parto da questo, non si può guastare. E tecnologia è molta, è anche sempre più esasperata, direi, no? E quindi ci sono dei veri e propri tecnici di impianti pronti a intervenire in tempo reale a risolvere qualsiasi problema o guasto che può verificarsi in questi casi. Però abbiamo anche assistenti nei piazzali, li vedete, i piazzalisti che guidano le persone nelle piste, i nostri operai di manutenzione d'urgenza per intervenire se ci sono incidenti, per intervenire subito, pulire la strada e liberare al traffico più velocemente possibile, operatori di sala radio, esattori, ausiliari del traffico, che chi ha avuto dei problemi in autostrada, qualche guasto o qualche incidente, se li è visti arrivare, abbiamo tempi di intervento che sono inferiori ai 10 minuti. Questo per citare una squadra che c'è dietro, che è preparata, e anche rassicurare chi viaggia che è assistito, ecco, di professionalità importanti e che lavorano quotidianamente. Certo. Ecco, so che il video promo di Autovie Veneto dura poco più di un minuto, la regia potrebbe mandarlo, poi rientriamo in studio e magari lo commentiamo assieme, anche perché ci sono sicuramente delle immagini degne di nota. Per viaggiare in sicurezza, segui i consigli di Autovie Venete. Non distrarti, mantieni le distanze di sicurezza, rispetta i limiti di velocità e non usare il cellulare. Ecco, questo, caro direttore, era un po' il sunto di quanto abbiamo detto. È bella l'immagine, il bambino, la mamma, la famiglia che entra all'autogrill, si focalizza sul giocattolo, mantiene la distanza di sicurezza, e poi il vostro operatore che dice non distrarti, presta attenzione, anche perché basta un secondo per combinare un disastro.
Certo, si cerca di cogliere l'attenzione della gente anche naturalmente in questi modi simpatici, perché sempre però riportando alla sicurezza stradale. Ecco, l'attenzione di chi guida è importantissima, la sicurezza si fa in due, l'autostrada non la può fare da solo, ha bisogno di chi guida il veicolo che collabori e rispetti le regole. Noi allora ci fermiamo per un altro break pubblicitario, tra pochissimo rientreremo in studio per parlare di turismo ancora focalizzato in Friuli Venezia Giulia. Sentiremo la Presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider, le previsioni ma soprattutto anche la crisi che incombe, scopriremo altre bellezze del Friuli Venezia Giulia e poi l'importanza di essere guidati da un operatore serio, da un'agenzia di viaggio seria che è radicata sul nostro territorio. Tra pochissimo. Ritorniamo quindi in studio con Economai Friuli Venezia Giulia, finalmente si parte. Ma com'è la situazione degli alberghi nella nostra regione, il turismo? Via Skype, lei abitando a Sauris sarebbe stata impossibilitata a raggiungerci alla nostra sede, abbiamo intervistato pochi istanti fa Paola Schneider, lei è la Presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia. Proprio a delle domande puntuali sentiamo che cosa ci ha risposto. Ci sono molte prenotazioni sia al mare che in montagna, non dico che siamo proprio al sold out, ma quasi, perché ovviamente poi ci saranno quelli anche dell'ultimo minuto. I friulani sicuramente, la maggior parte ha deciso di stare qua in Friuli Venezia Giulia, grazie anche al bonus Turesta che permette insomma di avere un piccolo incentivo, in particolare delle famiglie con bambini piccoli. Ecco, per cui diciamo che la montagna sta andando bene, anche se un po' a macchia di leopardo. Ci sono destinazioni che vanno meglio, le altre che un po' meno, ma comunque sempre abbastanza bene, e il mare che sta andando bene, non possiamo dire di no. Destinazioni che vanno meglio e destinazioni che vanno peggio. Poi parleremo anche, magari senza entrare poi nel di dentro, il perché alcuni turisti del Friuli Venezia Giulia preferiscono ancora evitare l'Egitto. C'è un motivo importante, magari ne parleremo con Federica, ma a Federica voglio fare una domanda importante. Voi per un anno e mezzo abbondante siete stati un po' sulla stessa barca degli albergatori, non avevano turisti loro, non avevate voi clienti che volevano partire causa la pandemia. Come avete vissuto questo periodo e soprattutto adesso che la pandemia sembra un po' aver rallentato la presa, che difficoltà riscontrate nella vita di ogni giorno nel tentativo di assecondare il cliente, perché voi vivete di clientela? Allora, diciamo in queste ultime 2 stagioni, io parlo dell'estate perché chiaramente gli scorsi inverni non sono stati sicuramente positivi, quindi le ultime 2 stagioni estive abbiamo avuto un turismo prevalentemente italiano, quindi è racchiuso principalmente qua in Italia, la scorsa estate qualche cosa sulla Spagna e qualche cosa sulla Grecia, ma per il resto è stato limitato alle crociere e alle destinazioni italiane. Quest'anno invece siamo partiti con, ovviamente il mondo si è riaperto e riaperto velocemente perché nel giro di pochi mesi le nostre agenzie sono veramente state prese d'assalto. Quando uno dice così pensa che sia un'esagerazione, invece lo è stato, infatti ne parlavamo anche prima, ci chiedevano se avevamo delle offerte particolari, delle offerte vantaggiose, invece era semplicemente la gente in coda che dopo 2 anni di chiusura si è proprio esplosa, quindi ha voluto in tutti i costi e in tutti i modi ripartire alla grande, per cui noi abbiamo vissuto un boom incredibile, anche ovviamente come anticipavi con le varie difficoltà, per cui ci siamo ritrovati in poco tempo a dover accontentare tutti, ad andare chiaramente a prenotare dalle piccole cose, attese telefoniche con i tour operator infinite, oppure ovviamente come in questi giorni stiamo vedendo alla televisione difficoltà nel tutto il comparto, che significa dagli albergatori che si sono ritrovati senza chiaramente la qualità o il numero dei dipendenti soliti delle stagioni precedenti, oppure come il comparto aeroportuale che per noi in queste ultime settimane è stato veramente difficile. Sistemare cancellazioni, overbooking, perdite di bagagli, quindi passeggeri che magari partivano per un viaggio
oltreoceano negli Stati Uniti, anche per delle occasioni tipo gare ciclistiche, ci siamo ritrovati, la mia collega, a dover gestire la difficoltà di far recapitare il bagaglio, le biciclette, perché erano rimasti all'origine del viaggio, quindi non avevano seguito il passeggero nell'itinerario, per cui tantissime difficoltà. Chiaramente abbiamo cercato di racchiudere queste difficoltà il più possibile, infatti a inizio stagione, come ti anticipavo, abbiamo cercato di evitare il più possibile di spezzare i servizi, quindi quando parlo di spezzare significa il volo separato dall'albergo più il noleggio auto, ma di cercare di vendere un pacchetto turistico, quindi a tutti gli effetti la garanzia di un tour operator, per cui qualsiasi evento, che può essere un guasto tecnico dell'aeromobile o piuttosto qualsiasi problema possa nascere all'interno del viaggio, a monte c'è una garanzia di un fornitore che va a rispettare l'esatta conclusione del viaggio per il nostro viaggiatore, quindi certo. è comunque una garanzia in più, per cui noi ci siamo ritrovati sì con delle difficoltà, ma fortunatamente grazie a queste piccole accortezze iniziali nella vendita dei viaggi ci siamo salvati magari da situazioni ancora più difficili, sgradevoli, sì, magari. e preoccupanti. Però fa specie, e io aprirei veramente, farei un programma dedicato solo a quello, che compagnie di bandiera, parlo degli aerei, si trovino senza personale. Ecco, che idea vi siete fatti? Perché io capisco... Spesso anche noi tutti i giorni, perché compagnie comunque... compagnie di eccellenza, quindi non stiamo parlando di un low cost, ma compagnie di linea e veramente riconosciute per la precisione, la qualità. Quindi anche noi ci siamo ritrovati a dover dire ma come hanno fatto, visto che anche stiamo lavorando così tanto da marzo, vuol dire che prenotiamo, parlo di noi agenzie, tantissimi passeggeri da marzo, come fanno a giugno-luglio a essersi accorti che non avevano i numeri per poter gestire un flusso così importante di viaggiatori, quindi parlo degli equipaggi, ma anche del personale aeroportuale di terra, oppure del personale addetto ai bagagli, ma anche del personale alle prenotazioni stesse, come dicevo prima, quindi comunque si sono accorti in corsa, quindi nell'alta stagione, di tutto questo, che è stato sicuramente il danno più grande, perché abbiamo avuto 2 anni sì di blocco, però era marzo che già prenotavamo così tanto le partenze dell'estate, quindi è impossibile che si siano svegliati così tardivi su una situazione così importante. Ecco, un'impressione, la chiedo a lei che opera a 360 gradi. I prezzi sono schizzati rispetto, diciamo, al pre-pandemia, rispetto a qualche mese fa, ma soprattutto un cliente, senza ovviamente far nomi e cognomi, quanto è disposto per un viaggio da sogno? Quanto è disposto a spendere? Io ho fatto un calcolo proprio poche settimane fa, il mese scorso, andando a concludere un viaggio esattamente identico a quello che avrebbe dovuto fare il passeggero in pre-pandemia, quindi era un viaggio che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020. Il cliente ha riprenotato lo stesso pacchetto, stesse strutture, stessi voli, stesso itinerario, stesso tipo di viaggio, e quest'anno aveva un 35% in più rispetto a quello che era 2 anni fa. Follia, mi sembra. Quindi, a parte il discorso del carburante, però secondo me c'è proprio un rincaro per andare a recuperare bene o male quello che è stato perso negli anni passati. Ma la cosa assurda è che tutte queste strutture, adesso io faccio un esempio di un Namibia e Botswana, quindi stiamo parlando di strutture che tendenzialmente hanno dei livelli abbastanza alti per chi vuole visitare queste destinazioni, con un lodge magari un 5 stelle d'atmosfera, con dei servizi molto alti. Ci siamo ritrovati ad avere anche difficoltà a trovare posto, quindi queste strutture erano già pienissime, e parlo già di maggio. Quindi probabilmente le persone che 2 anni fa sono rimaste bloccate, e anche con i voucher da dover riutilizzare, perché comunque avevano questi buoni bloccati da 2 anni, avevano già riprenotato, quindi comunque anche lì abbiamo le differenze, come dicevo prima, quindi il cliente che può spendere e che quindi ha la stessa disponibilità economica di 2 anni fa, e quindi continua, nonostante il 35% più o meno del valore in più rispetto a quello che era anni fa,
e conferma, e il cliente che invece in questi 2 anni ha ovviamente una capacità di spesa magari medio o bassa, però comunque va in vacanza perché ha 2 anni in cui non ha fatto nulla e quindi ha questo desiderio di ritornare ad una vita normale e ovviamente a portare se stesso, il compagno di viaggio, la famiglia in vacanza. Namibia e Botswana, ma ci sono altre mete esotiche o non soltanto esotiche, poi magari Federica ci racconterà qualche chicca. Ma quanto un cliente è disposto a spendere per qualcuno è il viaggio della vita, qualcuno invece è il viaggio dell'anno? Sì, è il viaggio della stagione. E abbiamo tantissimi livelli di spesa, quindi dipende. Io per esempio vedo le differenze, noi siamo diverse agenzie, tra il turismo della filiale dove sono io, che è di San Daniele, rispetto al turismo di Udine, quindi la capacità di spesa tante volte dipende anche dal bacino in cui un'agenzia opera, quindi tendenzialmente noi viviamo, parlo della mia sede, più di un turismo medio, magari realtà più di città viaggiano invece su un turismo medio-alto, quindi sicuramente con altre destinazioni. Quindi capacità di spesa, devo dire la verità, ne abbiamo visti di tutti i livelli, quindi dal semplice come era la ragazza che intervistavano prima, al turismo proprio dei giovani che quest'anno hanno scelto le mete, sì le città come Barcellona, ma anche le piccole isole greche, quindi si sono regalati questa vacanza dopo 2 anni in cui questi ragazzi non hanno potuto passare del tempo al di fuori e quindi vivere in serenità una vacanza, e quindi dalle piccole spese come in questo caso, quindi andando a scegliere l'appartamento piuttosto che il volo low cost, andando a fare delle assicurazioni, perché anche questi ragazzi li garantiamo un'assicurazione prima di partenza sia a livello sanitario ma non solo, anche di annullamento da parte del vettore del volo, e alle ovviamente disponibilità più alte che andiamo chiaramente su viaggi più di lusso o di nicchia rispetto alla classica vacanza magari nel Mediterraneo oppure in Sicilia, Sardegna, mare. Le nostre coste sono meravigliose, per cui non solo mare ma anche mini tour, viaggi di gruppo, crociere nel Mediterraneo orientale, occidentale, insomma tutto. Devo dire che non c'è stata, forse su di noi, meno richiesta su quello che era il turismo orientale, quello sì, anche perché l'Australia quando ha riaperto eravamo già nelle fasi delle prime quotazioni, e Polinesia avevamo delle richieste ma non siamo stati in grado di soddisfarle perché la Polinesia era sold out già a marzo, e poi tutto il resto si è diretto verso gli Stati Uniti e le estensioni mare per chi ha fatto il viaggio di nozze verso i Caraibi piuttosto che le Hawaii, quindi dipende un po' dalle varie destinazioni. So che lei sarà schematica nella risposta, perché il friulano è ancora reticente nell'andare in Egitto? Allora, sembra strano, però è vero. Sembra strano, però devo dire che capita ancora spesso in agenzia, quando andiamo a proporre ad un cliente che magari non ha un budget di spesa molto alto, però un cliente che tendenzialmente vuole una struttura di qualità ed un mare bello, e per noi di solito i periodi maggio, giugno o settembre-ottobre, dove la nostra via di proposta va verso il Mar Rosso e quindi Mar Salam, oppure Sharm, ma per noi più Mar Salam, devo dire, è più vicina al nostro turismo italiano come qualità. E ancora molti clienti mi dicono no, in onore di Regeni non vogliamo, decidiamo un'altra destinazione, quindi nel rispetto di Regeni andiamo verso un'altra destinazione. Quindi, è un gesto sicuramente importante ma per più noi di qualcuno, friulani. devo dire che mi ha colpito questa cosa perché ancora è ancora molto sentito, nonostante siano passati diversi anni. Specialmente per noi qua. Sì. Ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, rientriamo per parlare di turismo, ma soprattutto di crisi che purtroppo non è più alle porte. A tra pochissimo. L'ultimo break e poi ci avviciniamo verso il finale di Economai Friuli Venezia Giulia. Scegliere il Friuli Venezia Giulia significa anche scegliere per esempio Marano Lagunare, luoghi storici raggiungibili agevolmente e bellezze da scoprire grazie ai casoni. Daniele Paroni si è recato per noi, sentiamo il reportage direttamente da Marano. Siamo in uno dei casoni di Marano, lui è
uno dei volti storici che è Giuseppe Milocco di Marano Lagunare. Qui abbiamo la storia di un popolo, di una gente che ne ha viste passare di tutti i colori, invasioni, guerre, e praticamente sono nati con questi casoni. Se andiamo a vedere nella preistoria già esistevano a quei tempi, ma arrivare fino al mondo d'oggi questa struttura particolare è una cosa straordinaria, va conservata, se possibile va aiutata, creare magari delle normative adeguate per il mantenimento. Quanti ce ne sono di casoni in zona? Beh, in questa zona ne abbiamo 9, però dall'altra parte poi c'è dell'Ortella, dove c'è il vero villaggio dei pescatori di un tempo, ce ne sono 22 circa, e quelli praticamente sono tra i più famosi, più visti, diciamo, in Italia e conosciuti. Ecco Beppi, il nostro Paolo sta inquadrando le imbarcazioni, però noi abbiamo anche del pesce che è stato appena pescato. È ovvio, siamo in laguna e avendo qua un socio che pesca ancora e ha la possibilità di avere questo punto come si può dire, di logistico, ecco, chiamiamolo così, per il suo lavoro, quindi essendo anche una impresa di pesca, ci onora che oltre che essere per il tempo libero, per gli svaghi, per altre attività, questa è la primaria. Questa dunque era Marano Lagunare con le sue bellezze. Per chi vuole rimanere in Friuli Venezia Giulia, ma qualcuno ci ha ormai detto state attenti, cari italiani, cari europei, che dall'autunno in poi ci sarà una crisi inenarrabile, forse la più pesante degli ultimi anni. Allora il turismo comincia un po' a guardarsi bene. Con Paola Schneider abbiamo fatto un po' una previsione. Cosa succederà in autunno qualora i prezzi dovessero rimanere alti, ci dovessero essere nuovi rincari e soprattutto il turista dovesse avere un po' i cordoni troppo legati. Sentiamola. Ma diciamo che il nostro problema maggiore in questo momento sono gli aumenti dei costi fissi, del gas, dell'energia elettrica, del prodotto, di tutto. In sostanza c'è stato un aumento stratosferico su tutto e noi abbiamo aumentato un pochino, ma abbiamo cercato anche di calmierare il prezzo. Non abbiamo aumentato tanto quanto il prodotto. Certo è che se continua ad aumentare così ci mette un po' in difficoltà sicuramente. Poi per il turismo in senso generale la preoccupazione c'è per l'inverno sicuramente, perché c'è una totale incertezza e noi la stiamo vivendo, diciamo che siamo abituati a lavorare abbastanza velocemente, anche a cambiare sistema, idee e tutto in base anche alle difficoltà che abbiamo, però questa incertezza tante volte ci mette proprio in difficoltà perché non sappiamo che tipo di promozione fare, ma soprattutto dove farla, se vale la pena farla nelle nazioni dove facevamo già la nostra promozione piuttosto che aprire altri mercati. Su questo ci dà sempre una mano Turismo FUG ovviamente, anche perché insomma è il nostro ente di riferimento. Però tante volte un po' di difficoltà in questo senso c'è. Io ripartirei da una parola chiave, l'incertezza, che diceva benissimo Paola Schneider di Federalberghi Friuli Venezia Giulia. Ecco Federica, l'incertezza, la non sicurezza del futuro sta scuotendo un po' il vostro settore, la vostra clientela. Percepite questo timore, questo malessere? In realtà forse siamo più noi a pensarlo che i clienti, perché proprio in questi giorni stiamo ricevendo tantissime richieste per l'inverno. Abbiamo già anche confermato delle pratiche sul Natale e Capodanno, ma anche pratiche abbastanza importanti, quindi devo dire che dei segnali positivi ci sono. È chiaro che anche noi
come diceva la signora Schneider, anche noi stiamo pensando a quello che potrebbe succedere chiaramente nel nostro comparto turistico. Speriamo che non sarà così come ovviamente ci stanno preannunciando e speriamo che ovviamente le cose possano migliorare. Sicuramente ho dall'altra parte la certezza che la gente voglia comunque viaggiare, magari lo farà in piccole dosi, ma comunque voglia viaggiare e voglia recuperare questi 2 anni persi, perché comunque sono 2 anni persi di vita normale che magari rinuncerà a qualcos'altro, lo vedo anche adesso nei viaggiatori di questa stagione, rinunciano a diverse cose ma non rinunciano al tempo libero, quella è una cosa positiva alla quale noi vogliamo credere e speriamo di poter avere i ritorni anche per la prossima stagione invernale. Quindi toglietemi tutto ma non il turismo, Ma non il turismo, viaggio. Assolutamente. Quali potrebbero essere secondo lei le nuove mete di tendenza da qui ai prossimi mesi? Che cosa consiglierete voi come Noi agenzie consiglieremo sicuramente, dipenderà ovviamente dal budget, le Maldive saranno sicuramente per i clienti che avranno un budget più alto, ma abbiamo anche altre destinazioni sicuramente di mare che possono essere l'Oceano Indiano che rimane sempre a mio avviso uno dei più affascinanti, mete Caraibi, quindi anche crociere, stiamo già preventivando anche delle crociere transatlantiche che partono dall'Italia e vanno in rotazione nel Sud America, ma anche con costi davvero interessanti perché considerate sono tratte che possono essere prese a metà, quindi si parte dall'Italia, si arriva in Brasile e poi si rientra con il volo, oppure anche... Una nave da crociera così, immagino. Ecco, sì, perfetto. Una delle 2 navi, no? Perché noi abbiamo ovviamente 2 case assolutamente così importanti, 2 compagnie di navigazione. Quindi sono comunque destinazioni non solo di vacanza a mare, ma anche per chi vuole, e perché no, un po' di freddo. Andare al nord io lo consiglio sia per l'aurora boreale che è spettacolare e sia per queste destinazioni così particolari, freddissima ma va sicuramente vista, è meravigliosamente affascinante. Il villaggio di Babbo Natale per esempio. Rovaniemi. Rovaniemi, c'è qualcuno che glielo chiede? Allora, devo dire di sì. O si vede soltanto nelle favole? No, devo dire di sì. Io, tra l'altro mio fratello che vive in Finlandia, quindi lo conosco bene, anche se devo essere sincera, il villaggio di Babbo Natale è un po' come una Disneyland, ecco, come un villaggio artefatto. Sicuramente la Finlandia deve affascinare per la Lapponia, che è spettacolare, per l'aurora boreale, e per quello che sono anche magari mordi e fuggi di Helsinki, che è molto bella, anche se in questo periodo la Finlandia è sulla voce di tutti per la vicinanza ovviamente con la Russia e quindi attrae di meno, ma sicuramente l'Islanda è un'altra destinazione che nel nostro inverno è spettacolare e devo dire ci sono tutte le possibili disponibilità sia per quanto riguarda le nuove quotazioni, perché stanno già caricando tutti i fornitori, tutte le tariffe, sia dei pacchetti, sia dei volati, sia delle crociere, anzi ci sono anche delle promozioni in atto proprio in questi giorni, proprio per accattivare l'attenzione dei futuri viaggiatori invernali. Ecco, non per fare pubblicità all'agenzia di Federica De Minin, ma un viaggio in Islanda, un viaggio in Finlandia o altro, per una famiglia quanto potrebbe costare? Per la mia tantissimo, perché, perché purtroppo io ho una famiglia numerosa e quindi ogni volta, però ci sono anche su queste nuove destinazioni dei modi per raggirare un po' i prezzi, quindi per quanto riguarda i voli, fortunatamente hanno inserito dei voli diretti da Venezia su Helsinki e quindi già in questo caso tariffe che normalmente erano da 350 euro le scontate a persona, stiamo già andando a tariffe da 70 euro a persona. Interessantissimo. Quindi già quello riesce a far scendere notevolmente il prezzo, quindi diciamo è una destinazione un po' costosa per le famiglie, anche se Rovaniemi è indirizzato alle famiglie, ma io ancora i miei figli non sono riuscita a portarli perché ogni volta che guardo i prezzi, perché io ovviamente devo viaggiare in alta stagione avendo dei bambini, hanno dei prezzi abbastanza importanti. E con l'immagine, diciamo così,
avveniristica, ma non tanto, perché dista cosa, un'ora e mezza di volo il villaggio di Babbo Natale, Rovaniemi, oppure le bellezze dell'Islanda, della Finlandia, della Norvegia, della Danimarca, tutti i paesi del Baltico, quelli appunto nordici. Io saluto e ringrazio Federica De Minina, agente di Viaggi Turismo 85, ringrazio anche Davide Sartelli che per motivi di lavoro e familiari ci ha dovuto abbandonare, ma sicuramente tornerà qua nei prossimi appuntamenti. Saluto, ringrazio anche voi da casa che con pazienza, ma sicuramente anche con entusiasmo e con interesse ci avete visto un viaggio attraverso l'economia, attraverso il turismo, una puntata un po' frizzante, visto che ormai le partenze sono alle porte per chi non è ancora partito. Finalmente si parte. Se non siete ovviamente ancora partiti, buon viaggio a tutti, usando sempre molta prudenza. Economai FVG finalmente si parte e termina qui. Grazie ancora, rimanete con noi perché la programmazione su Telefriuli continua.